Anche il Consiglio regionale dice sì al Tribunale della Pedemontana. È stata approvata infatti la risoluzione numero 7 che sostiene, come fatto fin da subito da Rete Veneta, la nascita dell'8° Tribunale del Veneto. È una cosa che ci sentivamo nel dovere di fare dopo che appunto in svariati incontri la popolazione, le categorie economiche, gli avvocati e molti altri ci hanno spinto verso questo obiettivo. L'abbiamo sempre detto anche manifestando personalmente sul ponte di Bassano più volte negli incontri fatti, perché vogliamo che questa zona del territorio sia servita nel miglior modo possibile dalla giustizia amministrativa di questo Stato. Ora la risoluzione sarà inviata a Roma all'attenzione tra gli altri del Presidente della Commissione Giustizia e dello stesso Ministro Orlando. Ma a far discutere è l'astensione dal voto del PD regionale, una scelta, quella del partito di governo, che ha amareggiato e non poco i promotori dell'iniziativa. Mi aspettavo un'ampia condivisione dell'obiettivo e un sostegno e sinceramente mi è molto dispiaciuto vedere appunto dei distinguo che sinceramente non capisco. La risoluzione per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana è passata solamente grazie al voto della Lega e del centrodestra. Il Partito Democratico ha dimostrato di essere incoerente, incapace ed inaffidabile. Non ha difeso il Tribunale della Pedemontana, non sta difendendo il Veneto e purtroppo ogni giorno ne dà prova. Renzi ordina e loro ovviamente a testa bassa si adeguano alle istanze e agli ordini del capo superiore.